Il purgatorio, dicevamo, è posto sotto il segno di Venere e delle 4 luci sante, cioè dell'amore e delle virtù cardinali. Dante termina tutte e 3 le sue cantiche con la parola stelle. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, dice Dante, quando, insieme alla sua guida Virgilio, uscito dall'infernal Burella, arriva nella spiaggia della montagna del Purgatorio. Puro e disposto a salire alle stelle, dirà di se stesso quando, arrivato in cima alla montagna del Purgatorio, nel paradiso terrestre dove incontra nuovamente la sua Beatrice, con lei e grazie a lei inizierà poi a salire di cielo in cielo sino ad avere il dono della visione divina e alla fine del poema e di Dio che nell'ultimo verso definirà con una perifrasi l'amor che muove il sole e le altre stelle. Perché sono così importanti le stelle? Cosa significano le stelle per l'uomo medievale, per Dante? Ebbene, le stelle e i cieli sono perfetti, immutevoli, sono stati fatti direttamente da Dio e attraverso la luce delle stelle, attraverso la diversa qualità e intensità del loro raggio, Dio è sensibilmente presente e operante nel creato. Attraverso la luce si imprime nella materia del mondo sublunare le caratteristiche che la fanno propria. Ogni cosa creata attraverso la luce delle stelle riceve le sue qualità specifiche, le sue virtù, come le chiamavano i medievali con un lessico aristotelico, ed ogni cosa, grazie alla luce delle stelle, che è il raggio di Dio, è indirizzata nel gran mar dell'essere a raggiungere il suo porto, la sua destinazione, e cioè la piena realizzazione delle sue potenzialità. E questo, se non verrà torto il suo cammino, la porterà dunque verso il bene e verso Dio. Da sempre nella tradizione cristiana l'oro è il simbolo della luce e del divino. Alzando gli occhi al cielo, l'uomo, che guardando sempre verso terra vede solo il male e la bruttezza, può invece veder brillare le stelle e attraverso la loro luce e attraverso la loro bellezza può vedere Dio. L'espressione artistica che forse esprime al meglio questi concetti è quella dei mosaici bizantini. E il pensiero corre subito a Ravenna, questo prezioso scrigno di capolavori che Dante ha certamente ammirato e che forse lo hanno anche ispirato nella composizione dei canti finali del Purgatorio e nella sua rappresentazione del paradiso. Ora, sappiamo che il poeta, oltre ad aver trascorso gli ultimi anni della sua vita a Ravenna, ospite dei Da Polenta, ha visitato la città in almeno altre 2 occasioni, nel 1303 e nel 1310. E quindi avrà avuto modo già allora di ammirare quegli splendidi mosaici che la rendono famosa, fra cui quello della cupola del cosiddetto mausoleo di Galla Placidia, dove su un fondo blu notte giri concentrici di stelle dorate progressivamente più piccole verso il centro per dare l'illusione dello spazio infinito del cielo, culminano nella lucente croce gemmata. Volutamente le tessere in pasta di vetro e foglia d'oro sono tagliate in modo irregolare e irregolarmente poste sul letto di malta.
in modo tale da creare, se colpite dalla luce, dei riflessi e dei bagliori che esaltano ancora di più la cangiante materia cromatica, richiamando così simbolicamente, attraverso i diversi effetti sensibili della luce, l'idea del divino. Un altro suggestivo cielo stellato, che probabilmente Dante ha visto, si può ammirare a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, capolavoro dell'arte medievale, dipinta fra il 1303 e il 1306 da Giotto. Giotto che Dante stimava. Il poeta infatti cita il pittore e la sua eccellenza e il suo primato sui pittori contemporanei nel canto 11 del Purgatorio. Anche Giotto fa splendere in un profondo cielo blu oltremare le stelle simbolo di perfezione. Sono dorate e luminose, hanno 8 punte che si dipartono dal nucleo e l'8 è simbolo dell'infinito, è il riflesso di Dio nel creato ed è anche simbolo della giustizia, che è rappresentata solitamente con la bilancia a 2 piatti. Giustizia che, insieme alle altre figure allegoriche delle virtù e dei vizi, è dipinta in monocromo simulando il bassorilievo nel registro inferiore della cappella stessa.
Le anime nelle varie cornici del purgatorio soffrono pene anche terribili. I superbi avanzano a fatica piegati sotto il peso dei massi che devono portare sulle spalle. Gli invidiosi hanno gli occhi cuciti col filo di ferro, quegli occhi che hanno usato per guardare con malanimo il prossimo, per gettargli il malocchio. I golosi sono ridotti pelle e ossa da una fame e una sete terribili e inestinguibili, e i lussuriosi bruciano tra le fiamme. Eppure le anime del purgatorio sono miti, sono mansuete, e questa è una delle grandi novità, è un elemento di originalità del purgatorio di Dante, che così come ha lanciato la sua montagna verso i cieli e verso il paradiso, allo stesso modo ha sottratto il purgatorio dalla visione infernalizzata della tradizione. E qui nelle varie cornici non ci sono più diavoli come nell'inferno, ma ci sono angeli invece, angeli che con la luce divina del loro volto lo abbagliano. E le anime soffrono, però forse anche più che per le pene fisiche soffrono per la consapevolezza degli errori che hanno compiuto in vita, dei loro peccati, che adesso guardano e giudicano da una prospettiva ben diversa dall'alto della condizione in cui adesso si trovano. E in qualche modo è una condizione condivisa anche da Dante, il quale per esempio era consapevole della sua tendenza alla superbia, e allora immagina e confessa che ha timore del tempo che dovrà passare nella prima cornice. Però contemporaneamente nel canto 11, a proposito del desiderio di gloria e di fama, dice che la fama è un fiato di vento che non dura, che muta nome perché muta lato. Nell'inferno ci sono grida, strepiti, urla, bestemmie. Il purgatorio invece è la cantica della musica, dell'armonia. Dall'inizio alla fine è percorso da canti e preghiere che le anime innalzano a Dio all'unisono. E questa è la cantica anche dei bilanci della propria vita, e anche Dante fa bilanci, per esempio su quella che è stata la sua attività di poeta fino al momento in cui immagina di compiere il viaggio. E questa è anche la cantica dell'amicizia, perché Dante immagina di incontrare tanti cari amici per il cui destino ultraterreno era preoccupato, ma adesso invece con gioia e sollievo li trova qui nel purgatorio tra i salvati. E dobbiamo infatti dire che questa cantica, a differenza delle altre, è quella nella quale il pellegrino Dante si trova in una situazione molto simile a quella delle anime che incontra. Perché se nell'inferno in qualche modo Dante, che si sapeva destinato alla salvezza, si trovava in una condizione di superiorità rispetto alle anime dannate, e ovviamente sarà in una condizione di inferiorità rispetto alla perfezione della beatitudine dei beati nel paradiso, qui Dante è esattamente nella stessa condizione delle anime che incontra. È un pellegrino in cammino alla ricerca della libertà dal peccato, cercando di rendersi degno di salire ai cieli. Tutte le anime chiedono suffragi e preghiere per poter abbreviare il tempo che devono trascorrere nel purgatorio, ma lo fanno mitemente, senza pretese, perché sono tutte assolutamente pervase dall'intima gioia della sicurezza, della certezza della futura felicità. Dicevamo che il purgatorio è il luogo della purificazione attraverso la penitenza, ma nella certezza della redenzione. E forse Ravenna, anche in questo contesto, è stata per Dante fonte di ispirazione. La città stessa dovette esercitare sul poeta un forte impatto emotivo,
soprattutto per la potente contrapposizione, fortemente simbolica, fra la semplicità dell'esterno delle architetture sacre, con i mattoni a vista, e la straordinaria ricchezza cromatica dei loro interni. Come il buon cristiano, anche l'edificio sacro, basilica, battistero o mausoleo che sia, doveva essere spoglio e umile all'esterno, ma splendente e ricco interiormente. Una ricchezza che è gioia, quella gioia che pervade le anime salvate che vanno ad incontrare Dio. Come si può vedere, per esempio, nel mosaico con il martirio di San Lorenzo, sempre nel mausoleo di Galla Placidia, che ci mostra il santo avviarsi quasi danzando verso il terribile supplizio. Forse, sempre a Ravenna, Dante ha tratto ispirazione anche per la sua immagine delle anime dei penitenti che si avvicinano con quieta serenità al Signore. Questa immagine dantesca richiama i mosaici della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e in particolare le due teorie di vergini e di santi che incidono offrendo il loro martirio rispettivamente verso la Madonna e verso Cristo. Le figure sembrano tutte uguali, stilizzate, appiattite e immobili sul luminosissimo fondo oro. In realtà il leggero movimento delle loro teste e delle corone imprime alla composizione un ritmo lento e dolcemente melodico che evoca i canti sacri e che crea quell'atmosfera pacata e serena al di fuori del tempo e dello spazio che è la nostra immagine del paradiso. La sublime coralità di queste figure fa nuovamente pensare al Fregio di Beethoven di Klimt, che, a secoli di distanza da Ravenna e da Dante, ci sembra proporre analoghe riflessioni sul destino spirituale dell'umanità. L'artista raffigura nelle due pareti laterali del fregio il cammino di lotta ed espiazione che l'uomo deve compiere per raggiungere la felicità. Il cavaliere è l'eroe che deve superare le forze del male per poter raggiungere il regno dell'arte, della bellezza, dove c'è amore allo stato puro. E questo cammino si conclude con un inno alla gioia, cantato dagli angeli, a graziate silhouette che si fondono con gli eleganti motivi decorativi in una gioiosa esplosione di oro e di luce che non può non farci pensare al paradiso.